A Milano operano due nuclei, uno è il nucleo ambiente e uno è il nucleo prevenzione infortuni e contrasto al lavoro nero. Qual è stata fondamentalmente l'idea banale? All'interno dei cantieri entravamo noi, fuori dai cantieri stavamo noi. Si sono messi lì a prendere giù targhe, si sono messi lì ad entrare a prendere tutta la documentazione dei cantieri, a prendere giù nomi, cognomi, e poi tutta questa documentazione veniva data ad un altro nucleo che lavorava in ufficio, che andava ad analizzare, utilizzando le banche dati che bene o male abbiamo. È vero che in quel periodo lì avevamo qualcosa in più. Uno, avevamo tutta la banca dati Expo, dove tutte le aziende dovevano registrarsi, presentare tutta la documentazione e davamo accesso. Secondo cosa, avevamo, diciamo, un'agevolazione negli SDI, nel senso che le nostre richieste SDI venivano anche in assenza di procedimenti penali aperti, comunque venivano formalmente, in maniera tranquilla, venivano presi in considerazione e ci davano risposte. Perché si andavano a cercare che cosa? Si andavano a cercare i vari collegamenti possibili, quindi il nominativo che magari era già stato implicato in un'indagine di mafia. Ovvio che era tutta documentazione che poi noi non portavamo al risultato finale, l'interdittiva non è che scaturiva semplicemente dalla nostra attività, la nostra attività poi passava in mano alle altre forze dell'ordine che avevano altri mezzi, ma tutte quelle interdittive, se non ci fosse stata la Polizia Locale di Milano, probabilmente non ci sarebbero state. In effetti avete visto che dalla Chiesa, il professore della Chiesa parte dicendo che avevano fatto solo un controllo, tutti gli altri sono venuti fuori dalla polizia. Terminata Expo, e io a quel punto arrivo a essere responsabile anche di quell'unità che fino a quel momento non lo ero, e capito che fondamentalmente non era una brutta cosa, quindi io inizialmente li avevo giudicati in maniera superficiale, invece era una cosa che si doveva, secondo me, mettere in rete, perché al di là che ciò magari Marco, che queste cose se le fa già da solo, perché è un investigatore con una certa esperienza, a Milano poi ho migliaia di agenti che certe cose non sono capaci, non hanno magari gli accessi, non hanno quella lampadina che si accende e quant'altro. Quindi questa esperienza maturata in questi anni da parte, non parlo tanto del nucleo ambiente e della Freccia 5 e della Freccia 7, ma di questi uomini che lavoravano all'interno facendo questo tipo di attività. Allora dico, va bene, allora creiamo questo nucleo che viene chiamato nucleo analisi investigative, che continuerà a fare questa analisi sulle varie documentazioni, sulle varie situazioni che bene o male nel nostro quotidiano andiamo a scontrarci, e cercare di approfondire un attimino le situazioni di persone o aziende o società per capire meglio come funziona il tutto.